thrillers, hard-boiled killers became bestsellers. It was all too much, I had to get away. The story's the end, all a piece of true fiction. They mean endless in the face of creation. But there is more to it than meets the eye. I never meant for it to ruin my life that way. Would you say you lived a shaded lie? Dark shades could never save the day. So sad, but true. Fighting the nightmares, conjure lights which a gift or a curse. A reality made of dreams. He could write any story like Tom Zane before him, and maybe they'd be happy once again. Just one shot, one more chance for him to save their marriage away from the city, a romantic getaway.
surrender to. Echo seems to seek out again and again until I figure it out to bring this song to its end. Oh, eccoci qua. Buonasera. Buonasera. Allora, un attimo che setto le ultime cose. Ok, qui sta andando, qui sta andando. Solo un controllino generico generale. Ok, io già dovrei vederlo da qua in realtà. Ok, con lo stesso funziona. Ok, penso che non ci siano problemi. Allora, vediamo un po'. Mettiamo. Qui sta andando. Sta andando. Qui YouTube va sempre un pochino lento, ma va bene così. Qui sta andando. Instagram non capisco perché mi dia continuamente problemi. Però mi dice che sono in diretta. Va bene, quindi sta andando anche qui. Francesco Fedullo ora partecipa. Il collega. Buonasera Francesco. Sì, anche su Instagram. Non ci facciamo mancare niente. Buonasera agli altri che stanno salutando dai vari canali. Buonasera a tutti ragazzi. Giusto 2 minuti che controllo se tutto va bene. Che bello avere di nuovo una linea. Che bello. Allora, tutto pronto, tutto carico, microfono va bene. Vi devo postare una foto del microfono in che condizioni è. Però, ciancio alle bande, ci facciamo questa bella orettina e mezza di esplorazione e poi partiamo subito con il DLC di Persona 3. Ditemi sempre se va tutto bene, se ci sono problemi. Poi mi dite che sono uno streamer di merda, giusto? E risolviamo tutto. Allora, vediamo un pochino. Mi hanno ciulato molto bene. Oh, aspetta, porceddu, ce l'ho. Loro ce li ho. Fuoco di oscurità. Partiamo un pochino così. Mi serve il draghetto però a questo punto. Vieni qua. Devo farmene un altro di fuoco comunque, Guarda che lo butto proprio per darti un po' di problemi. Buonasera a tutti ragazzi. Ho un pochino di riscaldamento prima. Bel maraggi, guadagniamo un pochino. C'è Mazzino. Poco di livello 9 non dovrebbe farci eccessivamente male, però ricordiamo ecco che Shin Megami Tensei è cattivo, è molto basso con l'audio rispetto al gioco capo, e io questi sono i suggerimenti che voglio. Allora fermi tutti, allora
Questo è il mio. Ok, non scende l'audio che vi streamo. Perché? Pur qua? Task? Facciamo così. Ok, Fabio, dimmi adesso. Anche se forse a 20, a 21, dai, così dovrebbe andare meglio. Ok, ok. Fabio, come ti ho accennato prima per telefono, diciamo che ho letteralmente buttato giù tutte le impostazioni e mi sto rifacendo tutto da capo. Anche perché con la versione 30 di OBS sono cambiato un bel po' di cosine. Ok. Allora, e tu ci saluti. Allora, qui c'erano degli oggetti. Qui c'è un altro oggetto. Allora, a sto punto a noi ci conviene. Innanzitutto dobbiamo trovare il luogo della quest che abbiamo trovato ieri. Sì, sì, c'è, solo che ecco, le impostazioni che avevo prima ho cambiato qualcosa di base in OBS, quindi c'ho un po' di leggenda, mo. Che cos'è questo simbolino? Ah, il guscio, ok, ok, ho capito dov'è. Narov87, benvenuto sul canale. Allora, ma sì, dai, continuiamo con la storia a sto punto. Salve. C'è un angioletto. Un angioletto. Salve, ci dica tutto. Oh. Non credo di aver mai visto un demone come te prima d'ora. Perché ti interessano i servitori della Bethel? Vuoi sapere dove si trova il Palazzo della Dieta di Tokyo? Molto bene. Il Palazzo della Dieta è proprio oltre il sentiero, in questa direzione. E noi ci accingiamo ad andare per il sentiero. Ok. Un po' di esperienza, un po' di punticini. A proposito di visioni insolite, ho visto proprio poco fa uno dei miei confratelli che trasportava qualcuno. Sono quasi certo che si trattasse di un umano. Piuttosto inusuale vedere un umano da queste parti. Sembra che tu abbia determinato l'ubicazione del tuo amico. Bevi, ecco. Si ricomincia. Un attimo. Dovrei impostare anche la postazione di bevuta, Fabio. Ti giuro, se vieni in camera non la riconosci più. Sono 2 mesi che non mi fai bere, c'hai ragione pure tu. Ecco, Fabio, alla salute. Il Jamox viene più tardi. Suggerisco di dirigerci verso il Palazzo della Dieta di Tokyo al più presto. Cioè, sarebbe decisamente piacevole se riuscissi a incontrare lì la mia anima gemella. Per le 21 e qualcosa dovrebbe venire. Anzi, mettiamoli in automatico i dialoghi, dai. 君か探索は順調かい残念ながらこちらでは新たな情報は入手できていない Ok. 天使たちが集う場所が判明したじゃあ僕もそちらに向かう可能なら太宰がいないか調べてほしい Ah, a tal proposito, cioè è successo poco prima che iniziavo la live. C'era già sto rumor da un bel po', a dire il vero. Però è stata rilasciata la demo di Re Fantasio. È stato rilasciato il prologo. Domani pomeriggio ci mettiamo con calma. Ma perché a cose di nature sensuali Tensei 5 è un fatto di carattere, Fabio. Quindi domani ci mettiamo e ci spolpiamo un pochino la demo e iniziamo a capire un po' com'è il gioco. Anche perché me l'hanno regalato, quindi day one, 12 ore, fatto. L'accordo è servito. Ah, quindi da qua, ok. Lo facciamo così. Ok,
Un'altra quest era qui sopra. La prendiamo pure. Ok. Un bottino? Sì, 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 certo. Oh, no, 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 no. Chi è? Oddio, c'è uno grosso! C'è uno grosso! No, no, grosso! Vai via, vai via, vai via, 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 via. Sì. Arrivederci. Mortacci tua. No, di là non posso passare, secondo me, eh. No, no. Guardalo là, grosso e fiero. Ma tu stai là, non puoi continuare a stare là e non mi rompi i coglioni a me, porcaccia la miseria. Allora. C'è un'altra via d'ingresso qua. Quella, questa è proprio qui sopra. Se vado dall'altro lato. Intanto c'è un altro distributore. Aspettate un attimo. Ok. Almeno così c'è disegno sulla mappa. Cazzo mi hanno preso. Va bene, va bene. Ecco. Shin Megami Tensei 5 in azione. Allora, voi... Fuoco e ghiaccio. Loro... Ah, tutti fuoco e ghiaccio. Ok, va benissimo. Allora, però questo non ce l'ho nel gruppo. Allora, facciamo così, facciamo prima un po' di pulizia. Forse c'è la traduzione automatica, Fabio, attiva. Che sensuali Tensei 5. Mi sembra un pochino troppo, eh. Ok. Allora, lasciamo questo qui in vita. Proviamo proprio a parlare con lui. Oh, sei amico di uno dei miei amici, comportati bene, ci tengo molto. Già ci avevamo parlato prima, quindi... Però avevamo il party pieno, quindi una volta che li convinciamo, poi entra in automatico. Ok, buono. Allora a questo punto farmiamoci un po' di punti esperienza. Facciamo qualche fight in automatico. Rotti. E va bene così. Facciamo pure te. Se non mi sbaglio ho visto delle scale là. Ma quindi il prossimo sarà... Dici cosa facciamo dopo... Dopo Shin Megami Tensei 5? Non era nel gruppo, no, non ce l'è. Vabbè. Sì, per avere Shin Megami Tensei 6, che sembra uno scioglilingua. E ce ne vorrà Fabio. Adesso iniziamo qui e siamo un'altra oretta. Farmiamo ed esploriamo un pochino la mappa. E poi alle 21:30 finalmente, oserei dire, finalmente iniziamo subito il DLC di Persona 3 Reload. Subito. Diciamo ritorna. Persona 3 Reload torna sul canale. Sì, vabbè, dai, ce la fate così. Cavolo, cazzo, sono un bel po' di punti che danno. E allora, anche perché di qua non è che io abbia tanto esplorato, Allora, tutti questi li sciogliamo un pochino. Allora, lui l'ho preso poi alla fine, non mi ricordo. Non registrato, ok. Cosa è quel tipo, quello che aveva troppi demoni con sé. Ok. Ieri l'avevo convinto, ma non avevo posto in squadra. Niente. Arrivederci. Ah sì, perché mi servivano
Mi manca per poter fare qualche fusione e liberarmi un po' di spazio. Ok. Vabbè, però comunque basta che ci parliamo e ritorna in squadra. Loro li ho presi, ok. Dobbiamo andarci a fare un giretto nel covo. Può darsi riusciamo a prendere qualcosina. Ah, fammi segnare che l'ha bevuta. L'ho fatta. Ok. Almeno farmarsi di esperienze e cose varie. Non logora i coglioni in modo impossibile. Allora. Penso possiamo salire un attimino da qua. Tesorino che non guasta mai. Posso salire da qualche parte? Oh! Bastardo dall'alto, ma fatto. Sì, 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 certo, certo. Ok. Allora, mi sa che io devo soltanto passare. Oddio, mi stanno rincorrendo tutti. Venite, venite, venite. Che c'è? Non venite più. Ce n'è uno che sta per prendermi, non so da dove. Ok, se n'è andato. Io devo ascoltare qua. Vieni, vieni. Vieni. No, brutta cosa. Ah, attenzione, aspetta, aspetta un attimo. No, loro pure ce li ho, ok. Ok, livello 20, ottimo. Un punto a forza, un punto a magia e un punto a fortuna. Il punticino extra glielo mettiamo a vitalità. No, la manda per forza da di là. Allora aspetta, ma è un fatto di principio. Mo' è proprio un fatto di principio. Mortacci tua. Zanna ma più uno. Dov'è l'altro? Dov'è l'altro? Ok, allora. Facciamo così. A parte che c'è passaggio là, forse ci porta in automatico sul ponte. Dai, vieni con me. Però mo mi dice. Ok, ok, dobbiamo farci solo un altro pochino di spazio. Allora, il passaggio dovrebbe essere qui dentro. Intanto salvo. Buonasera a tutti quelli che stanno entrando. Che dovrebbe esserci un passaggio qui. Allora, facciamo così. Ce ne torniamo indietro di qua. Saliamo sul ponte e corriamo sperando di non acchiappare il boss. Eccolo qua, fermi tutti, fermi tutti. Allora. Sei debole all'oscurità. Ma io non c'ho il tacco scuro.
forse un oggetto? Gemma dell'oscurità. Almeno so punti bonus. Oi, Francescone, buonasera. Perché godi, Francesco? Perché stai godendo? Non ho preso un grimorio come oggetto. Stai ancora godendo per la saga degli assassini? Che sono stati rimandati? Ok. C'è causa del suo ninja o del suo Giappone feudale. Pianga se stesso. Dai, Francescone, non si gode delle disgrazie altrui. Dai, No, vai via, uccellone, vai via, uccellone, lasciami stare. C'ho un uccellone dietro che mi insegue. No, no, brutto esempio. Mi dai la quest per favore che devo scappare? Aitvaras, piacere di conoscerti. Certo, chiedi pure. No. No. L'uccellone è qui in realtà. Allora, vuole l'uovo dell'uccellone, va bene. Le omelette sono la cosa che amo di più al mondo. Facciamo l'omelette definitiva. Faresti meglio evitare di essere catturato. Se ti becca fare una brutta fine. Quello là già è pronto. Già è lì. Lui già è lì. Mamma mia, devono finire a chiedere l'elemosina per strada, i piani alti. Sì, ma Francesco, allora. Ma scusami, no. Tu hai un gioco ambientato nel Giappone feudale, no? Giustamente hai saputo che esce un gioco ambientato nel Giappone feudale l'anno prossimo. Sai che esce Assassin's Creed, scusatemi, Monster Hunter a febbraio. Ma è normale che tu il gioco lo sposti a febbraio. Franci, dai, almeno le basi. Cioè, Franci, di gaming moderno tu non ne capisci un cazzo. Ma è normale che si mette contro Monster Hunter, scusami. È fatto così bene il gioco, così realistico. Scusami, Franci. C'è un minimo di serietà, però. Ma solo in direzione Tarsia o... Cioè, giusto per capire, Guarda, l'unica cosa che ho letto è quello che voglio capire. Perché proprio la Tarsia, Francesco? Cioè, questi lavori orali non può farli... Poi Ubisoft è francese, quindi perché dovrebbe venire? Che c'è l'Hotel Ferramonti, importantissimo. Ah, ok, vabbè. No, è giusto, giusto. Giusto. Severo ma giusto. Allora, eccolo qua. Eccolo qua, eccolo qua. Adesso sì. Allora, qui cosa abbiamo? Sento un cosino. Sento un cosino. Dove sei, birichino? Qui sopra? No. Ok, e così ci siamo un attimino esplorati tutta la zona. Vabbè, comunque UbiWalk sta andando... No. Allora, è una bella serata, abbiamo bei titoli in programmazione stasera. Cortesemente, non usate la parola walk giusto stasera. Per piacere, per piacere. Cioè, dai ragazzi. Cioè abbiamo Shin Megami Tensei, il DLC di Persona 3. C'è Into the Pit alla fine. Dai ragazzi, non ci intossichiamo stasera per piacere. Perché ricordiamo che è giustissimo, non è giusto, è giustissimo fare inclusione. Però è giusto fare inclusione per bene, non solo per chi possa far comodo. Perché ricordiamo con tutto l'affetto, la calma, l'amore, la gioia, la tracotanza
gli affetti personali, il conto corrente, qualunque cosa. Ma a me che il protagonista di Assassino Creed Giappone Style è gay ed è stata data come seconda notizia del titolo. E sti cazzi, cioè, è sceso di 2 euro. Cioè il Assassin's Creed è sceso di 2 euro. Già in saldo? Ce lo troviamo sul Plus il mese prossimo. Ah, per chi è possessore di PlayStation ma anche di PC, tra i giochi del Plus annunciati c'è Doki Doki, la versione Plus. Fatevi un regalo, giocateci. Fatevi proprio un gran bel regalo. Allora, iniziamo a recuperare un pochino l'energia, tanto vedi i soldini iniziano a crescere. Aspetta, consento. Sì, ma allora, quello che io non riesco a capire tuttora è proprio questa cosa qua. Si è visto un trend negli anni, no? Di faccio cazzata, pubblico non contento, azioni che scendono. Se vedi che fai qualcosa e la tua società perde fior di petrodollari, euro, sterline e quant'altro, penso che dovresti metterci una soluzione. Che qui ricordiamo tutti i casini che stanno succedendo, tutti ragazzi, tutti dal primo all'ultimo succedono perché ai piani alti delle società vogliono abboffarsi il pancino, rendendo i giochi più inclusivi non per il buono di includere categorie o tipologie di persone che finora purtroppo non sono state mai prese in considerazione, ed è sbagliato perché al mondo esistono le persone bianche etero, esistono le persone di colore gay, esistono le persone bianche gay, esistono le persone di colore lesbiche, cioè c'è un po' di tutto al mondo. Aprite un pochino gli occhi, apritevi un pochino su quello che davvero c'è in giro. Le aziende, la maggior parte, fanno tutto questo soltanto perché vogliono guadagnare quella fetta di mercato che finora li ha denigrati e guadagnare ancora di più. Il problema è che per guadagnare di più mi fai giochi dove alcune tematiche, alcune cose soggestite, parliamoci chiaramente, una merda. Quando dici merda gli fai comunque un complimento, e non si rendono conto che stanno continuando ancora e ancora e ancora e ancora a commettere gli stessi errori. Poi no, questa è una grandissima cazzata, perché Fabio, non per te, cioè questo è il ragionamento loro. In realtà i giochi giocano molte più persone di quando non si creda. Quindi tu per prendere un 5% di pubblico in più ne stai perdendo il 20-30%. Contento tu, contenti tutti. Diciamo che se poi gli stupidi, o per meglio dire i figli di buona madre, oh, ne ho trovato un altro, esce Assassino Creed, ci sono persone che gli vanno contro. Non ti piace il titolo per quello che porta, però ti piace e ci vuoi giocare. Io ci voglio giocare ad Assassino Creed, anche perché ho letto c'è una specie di modalità city builder all'interno dove devi fare una base, una cosa. So cazzate che a me piacciono, ragazzi, non ci posso fare niente. Ma non lo prendo a prezzo pieno. Non lo prendo a prezzo pieno un titolo WoW Ubisoft. Non prendo di base i titoli Ubisoft che sono buggati come la merda al day one. Figurati se prendo questo. Lo metto lì, scenderà di prezzo, lo daranno in omaggio anche con le patatine, lo si prende e si fa. No, e Francia, è proprio quello il discorso. Io voglio provare quella cosa, voglio provare comunque, dal primo Assassin's Creed, che ne voglio uno in Giappone, ma non lo prendo a prezzo pieno. Quando su Steam, sulla Play, lo metteranno al prezzo che io reputo giusto, 5,99 €, allora lo prendo, lo provo, ma perché ho curiosità di vederlo in azione. Anche perché in questi giorni, quante volte vi ho detto
quanto mi stava sul cazzo tutto quello che hanno combinato riguardo Suicide Squad. Suicide Squad l'hanno regalato col Prime, l'ho scaricato, lo facciamo in live, ci facciamo delle belle grosse risate. Allora, mo ci conviene avanzare un pochino e abbiamo un altro retto, ce la facciamo. Una prova la si concede al giusto prezzo. Il problema sono quegli imbecilli, il coglione che mi aspira però. Oh no, no, brutta situazione. Allora, parliamo col coglione, che ricordiamo non è Francesco. Questo non serve a niente. Allora, cosa vogliamo fare? Dite voi dalla chat. Da un documento interno, Concord era stato definito come il futuro di PlayStation. Lui è un coglione peloso, sembra il cugino Hit. Dai Fabio, dammi tu le scelte. Sì, a questo punto era meglio, gli facevi fare prima un giro nel Plus, lo facevi provare, magari qualcuno provandolo, magari a qualcuno poteva piacere, cioè. Invece no, hai fatto un'enorme figura di merda. Chiediamo quale sia il problema. È terribile, ti andrebbe di ascoltare questo povero vecchietto, quindi una palla vecchia. No, già ho scelto, però era quella corretta, Fabio, Allora, lo ascoltiamo o non lo ascoltiamo? No, Fabio, lag nostro, guarda, è sceso di al massimo un 3-4 secondi, fidati. Per poco non ho letto la risposta. Ovviamente lo ascolti. Beh, vedi, non ho nessuno che mi accompagni fino alla tomba. Quella di tua sorella 66. Allora, vediamo. Hai capito che stronzo? Allora, fuoco e vento. Iniziamo a fare così. Io devo assolutamente mettere draghetto, che draghetto ci salverà. Il draghetto lo mettiamo al posto di Pixie. Almeno così riesco a fare un attacco fuoco anche multiplo tra l'altro. Allora, vediamo se tu non sopporti il ghiaccio. Ok, un coglione ghiacciato. A posto. A posto. Altra botticina, così guadagniamo un turno extra. Un bel Maragi, perché no? Faccio male. Ok, riproviamoci. Perché vuoi che venga con te? Sta andando a fuoco il coglione. Per proteggerti voglio i tuoi risparmi, manchi solo tu. Che poi non lo prenderemo adesso, è che non c'ho slot negli inventari. Però la prossima volta che lo troviamo ce lo possiamo prendere in automatico. Che famo? Tanto controllo se sta andando tutto bene, così non abbiamo il lag con Fabione. Oi Tommaso, benvenuto. Ci sei ancora? Scusami, ma streamo su 58 canali diversi, non riesco ancora a seguire tutte le chat. Enrico Boglioni... è entrato anche Enrique, madonna mia. Casa, ti saluto con immenso piacere. E complimenti per il nick. Ma c'hai... Ah no, sembrava da lontano, sembrava una pizza. L'immagine del profilo. Scusami, ma da napoletano vedo pizzi ovunque. Io domani mi ci metto e vedo di trovare il modo di avere tutte le chat a disposizione, ragazzi. Stiamo lavorando per voi. Proteggi la palla. Proteggiamo la palla? Proteggiamo la palla.
Sei un assistente sociale? Grazie del tuo aiuto. Bene, bene. Cosa fare? Ma sì, te li do, dai, ce li ho, prendi pure. Attenuatore di luce più... Non ce l'ho. Non ce l'ho. Che peccato. Beh, in tal caso... Vuoi altri macca? Va bene, te li do. Vuoi un cannocchiale? Ce ne ho 43, prendi pure. Ok, a posto. Va bene, va bene. Non l'abbiamo preso adesso, però la prossima volta lo prendiamo in automatico. Ok. Allora, curettina. Allora, in realtà siamo messi discretamente bene, visto che questi escono con gruppi di fuoco. Però il coglione è debole al ghiaccio. Siamo messi bene così. Allora, oh! Coglione aspirante. Coglione aspirante. Allora, a sto punto ti rompo. Ti rompo. Quando la frase rompere i coglioni acquisisce una nuova forma. Ok, tutte azioni bonus che stiamo guadagnando, Guarda, mi piangeva il cuore quando lo mollai su Switch. Però cazzo se ne sta valendo la pena, è bellissimo. Francescone, demo di Re Fantasio già scaricata. Proprio subito. Anche perché devo spendere... Ma mi sento male solo a pensare a quello che sto per fare. Anzi, aspetta, lo faccio quando c'è Gianmarco, dai. Poi... Allora, voi già vi ho. A sto punto, abilità automatica e via. Io aspetto un po', voglio capire. No, Francesco. Io c'ho la pelle d'oca. No, devo fare una cosa che dopo ti dico, però la faccio quando c'è Gianmarco, perché penso che anche lui sarà d'accordo con me. Quindi non ti preoccupare, a breve avrai tutte le risposte. In realtà oggi stavo per spendere che ho visto... Mi ero dimenticato un attimino che è uscito Dead Rising Remake Remaster Plus Super più, è tempo di morire. No, devi morire, devi morire. No, allora, non piangere adesso per piangere meglio dopo. Fidati di me, fidati. È una cosa bella per te. Così come una cosa bella, il giorno 27, conferenza Atlus Sega, ci saranno degli annunci. Ci saranno cose. Oh no, c'è un altro accesso lì. Allora. Dobbiamo andarci dall'altro lato. Va bene, va bene. Allora. Intanto salviamo. Madonna, se è qualcosa... No, 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 no. Vedi sei malpensante. C'è la conferenza. Sul sito del Tokyo Game Show c'erano 3 slot con un punto interrogativo. Francesco, uno è Persona 5X la versione giapponese, cioè è stato proprio confermato, già c'è pure l'account Twitter, razzi e mazzi, eccetera, eccetera. Ma ci sono altri 2 punti interrogativi. No, Fabio, ci voleva. Ci voleva. Ci voleva, anche perché sono stati migliorati tutti i problemi che aveva il gioco originale, soprattutto per quanto riguarda i civili che ti seguono, eccetera, eccetera.
Hanno fatto enormi vaccate, sempre per quanto riguarda inclusione, bla bla bla, e mazzi, eccetera, eccetera. Sono stati modificati alcuni personaggi, sono state cambiate alcune cose. Quindi, visto che io letteralmente comprai l'Xbox 360 per giocare a Dead Rising e ci ho giocato tanto, ma tanto, ma tanto, ma tanto. Pure per fare un po' di approfondimento, andarci a vedere le differenze, studiarcelo e capire, più in là lo voglio portare. Diciamo che se, oltre a fare i deficienti coglioni quale siamo, riusciamo anche a fare qualcosina di buono e capire davvero cosa sta succedendo, non può che farci del bene. Oh, salve. Salve a lei. Salve. Salve. Sì, difatti, guarda, il 4, vabbè, lasciamo perdere. Il 2, il 3 è stato ottimo sotto un certo punto di vista, anche se per me, parlo di gusti personali, ragazzi, va bene le combo, va bene farmi le armi strane, va bene fare tutto, però ad un certo punto sì, esagero un attimo. Nel 4 poi prendi l'armatura d'acciaio, quindi cioè non... o troppo. L'idea di base di sei in un'invasione di zombie, utilizza tutto ciò che trovi intorno per far fuori i nemici. Minchia, bellissima, in un centro commerciale. E che te lo dico a fare? Il problema nasce. Mi fai la mazza di... la scopa infuocata. Ci sta. Prendi una scopa, prendi fiammiferi, fai la scopa infuocata. Ma se io prendo la scopa e prendo i fiammiferi e mi cacci il cannone sparapalle di fuoco vulcaniche, eccetera, eccetera. No, dai. Cioè... un po' troppo. Bella la cosa di combinare oggetti, creare cose. È bellissima, però si sono un attimino lasciati andare troppo. Dead Rising 4 mi misi una volta, ci ho provato con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutto il cervello. No, ragazzi, non ce l'ho fatta. Sono arrivato ad un certo punto, ho detto no, basta. Allora, lui è grosso e mi mena. No, lui è grosso. Non va bene questa cosa. Allora, vediamo qua dove porta. Ok, ci siamo fatti un bello shortino per qua. Infatti il 3 aveva una grande mappa ma non aveva il mood, perché ci vuole il centro commerciale. No, non è solo il problema del centro commerciale, secondo me, Fabio. Il 3 aveva il giusto mood, ambientarlo nella cittadina, eccetera, eccetera. Il problema è che troppo. Uno dei problemi principali di Dead Rising 4, non c'è più la questione del timer. Per me 1 e 2 restano tutt'oggi dei gran bei giochi. Infatti per questo voglio prendere il primo, perché sto sentendo parlarne bene per molti motivi, molti. Ma ho visto già qualche immagine comparativa di alcune cose e per me è che devo capire. Voglio assolutamente capire. Salviamo sempre prima. Raccomandato 2070 Super e 4060. A posto. Sul PC qua gliela faccio tranquillamente. Vabbè, Francesco, tu hai una 4060 Ti perché tu sei responsabile e dirigente, quindi hai la pecunia. Io ho una 4060 base, modello portatile. Però ho ottimizzato un pochino il sistema meglio in questi giorni, minchia. Sto riuscendo ad ottenere belle cose. Allora, tu a cosa sei debole? Fuoco.
Allora, a sto punto facciamo così. Non sei dirigente. Ah, sei presidente, scusa, è vero. È vero. È vero, scusami. Presidente, mi scusi. Presidente, chiedo venia. Allora, facciamo un bel tiro qui. Ecco qua. Ci prendiamo un po' di bonus. E continuiamo così. E Zoccio, mi hai alzato un po' la potenza della RAM del portatile dal BIOS. In realtà ho comprato un altro banco di 16 giga di RAM durante l'estate e me li sono fatti ammontare. Quindi adesso ho 32 giga di RAM sul portatile qui. E la differenza effettivamente la sto notando, Crepa. Allora, visto che vi prendete troppi SP, MP, preferisco andarmi a togliere tutta la situazione qui che è brutta. Totale? Statuina sciolta. Ah, ok, un oggetto da vendita. Ecco. Momento demoni, fatemi bere. Fabio, alla tua. Allora, qui ci sono altri distributori. Dovremmo salire di qua. La tua salute è già al massimo. Allora, salviamo già qui. Almeno così siamo già in zona per il fight. Gianmarcone stasera arriva a breve. Per di più mi aveva anche detto prima, vedi se viene quello nostro amico. Ho detto, vedi se viene quel nostro amico. Ho detto, guarda, gli mando un messaggio prima che iniziamo, quando vieni pure tu. Tu sei apparso prima. Va bene anche così. Allora, questa è una boss fight. Io non so voi a cosa siete deboli, quindi so che ho fatto un po' di shopping. Cannocchiale. Ok, fuoco. Tutti e due. Come è successo qualcosa? Il tuo nuovo obiettivo di 15 abbonati è stato raggiunto. Si è abbonato qualcuno, ragazzi, perché qua ci sono stati... Sì, si è abbonato... Ah, è tornato il buon Fabio. Mi è arrivata prima la notifica di Twitch che l'abbonamento. Obiettivo completato, ragazzi. Ringraziate tutti il buon Fabio. E fate gli auguri post datati di qualche giorno a Fabio, che è stato il suo compleanno. Poteva non essere il 15esimo? Perché c'è qualcosa col numero 15? Allora, facciamoci la squadra a sto punto per bene. Ghiaccio non ci serve. Il problema è che non ce li ho di fuoco forti. No. No. Spirit cavallo selvaggio, un po' di fuoco lo fa. Allora, iniziamo a sacrificare qualche demone. Sì, è vero, il 20 luglio scorso è stato il mio compleanno e Francesco non mi ha fatto neanche gli auguri. Vabbè, lasciamo stare questa storia, per piacere, che è un colpo al cuore, dai. No, non è vero, non è vero, non è vero. Vabbè, ma gli dico mo quella cosa che gli volevo dire prima, poi la ripeto con Gianmarco. Allora, Francesco, essi, pezzo di merda, efficiente, imbecille, credi, stol, benefic, tutti i complimenti di questo mondo. Però i ragazzi mi hanno regalato Re Fantazio su Steam per il mio compleanno, quindi ringraziamo Francesco e gli altri che ci hanno guadagnato, ci hanno consegnato ore di gioco.
E la cosa bella è che avendo avuto il telefono bloccato in quel periodo, io l'ho saputo dopo 3 giorni, con le email che non mi arrivavano e c'avevo i due Francesco che mi dicevano ma non ti è arrivata nessuna email. No. Lo so, difatti scherzavo, l'ho detto che me li hai dati gli auguri, anzi sei stato uno dei primi. È un grandissimo pezzo di me. Però è anche una persona straordinariamente eccezionale. Allora mi sento sporco dentro che gli ho fatto un complimento, no? Mamma mia. Brutta, brutta cosa. Brutto proprio, brutto proprio. Fabio, che si dice? No, non mi conviene utilizzarla adesso. Aspetti, aspetti. Aspetti, non si muova. Però Ciccio, aspetta un attimo, tu che attacco fai? Perché se fai fuoco qua mi fai male. Ok, tu fai tuono. Tu fai tuono. E tu verrai shottato, sì. Tu a breve ci lasci proprio. Tu no, ok. Ok, Spirit Cavallo Selvaggio al momento ce lo teniamo. Però riduciamo un pochino l'attacco. No, allora Francesco, non posso azzerare l'account di Persona 5X, sai perché? Perché domani esce il nuovo aggiornamento, devo anche prendere il pass nuovo. Non posso resettare adesso, capisci? È un problema. È un problema bello grosso, Francesco, dai. Allora, facciamo l'abilità, così facciamo tutti i colpi critici. E di meno, e di meno. Quello con meno energia sei tu. Aspetta, ti mando il tutorial su come fare, tranquillo. Pensa a tutto zio Francesco. No, Francesco, ma non ti preoccupare. Io ti ringrazio immensamente per l'aiuto. Mandami la guida se dovesse servirmi, ma con immenso piacere. Non credo succederà. Però tu, cioè, mandami la guida. Mandami la guida tranquillamente. Infatti domani tra provare il DLC nuovo di provare il nuovo aggiornamento di Persona, dobbiamo provare la demo di Re Fantasio. Domani pure è una giornata bella piena. Allora a questo punto ti riattacco così almeno uno ce lo togliamo davanti. Dai, lo voglio fare first try, dai, dai, dai. Dai, Shisamori, dai. Dai. Due. Ok, meno uno. Tiro del miraggio. Cioè, mica mi stai cercando veramente la guida. Che cosa che avessi capace. Madonna, me l'ha shottato direttamente. Allora. Col fuoco non c'ho nessun altro. Qualcuno che resiste al tuono? No, ce li ho. Ah, eccolo qua. Lui. A posto. Fatto. Ecco qua. Fatto. Allora, per curiosità me lo mandi. Voglio vedere un attimo. Anzi, io mi sto intossicando con Persona 5X. Sai perché? Te lo posso dire proprio sinceramente. Proprio col cuore te lo posso dire. Cioè, poi, guarda, devo fare una critica. Devo fare una critica a Persona 5X. Guardate che ho letto una notifica. Vaffanculo. Uscito Poppy Playtime. Cos'è il trailer nuovo? E invece no. Comunque la tua non ce l'ho più. Ma che ti addormenti tu, eh? No, se n'è fottuto proprio. Io sono arrabbiato con Persona 5X perché hanno fatto la collaborazione con Pizza Hut in Cina. E se vai da Pizza Hut ti danno anche dei bonus e un vestito. Io c'ho tutto, ma ho completato tutti gli eventi estivi, ho fatto tutto. Questo qua non lo posso ottenere, mannaggia la miseria. Come faccio adesso? Non c'è.
interpreta. Perché se non parli forte così non si smuove. Ma il SAD è attivato su... Sì, è attivato, Fabio. Te l'ho detto, è uscito un aggiornamento grosso di OBS durante l'estate. Cioè è cambiato proprio il numero di versione, è passato alla 30. E queste sono le impostazioni che avevo prima di partire. Prima di partire andava tutto bene, quindi di conseguenza riaccendendo il computer sarebbe dovuto andare tutto perfettamente senza muovere niente. Il piffero, aggiungerei. Non è mai vera questa cosa. Che peccato, tocca eliminare tutto a questo punto. No, vabbè, prenderò le altre cose, non c'è problema. Se avevo le possibilità, ti giuro, avrei fatto un volo Napoli-Cina. Sarei andato da Pizza Hut. Mi sarei mangiato una pizza, avrei detto che è una merda, perché vabbè, eccetera, eccetera. Presi gli oggetti e me ne sarei tornato. Sai quelle missioncine allegre così. Dai, vaffanculo. Ma no, se me lo uccide uno dei più deboli, godo. Vaffanculo al primo tentativo. Sì, ho sentito Lorenzo, è lì. Infatti Lorenzo è andato di nuovo. Lorenzo è di nuovo in Giappone. Sì. Infatti gli ho chiesto solo una cortesia, ho detto se c'è possibilità. Allora, occhio bestiale, una passiva e aumenta la precisione. Lo me lo posso tenere per le fusioni, quindi lo devo mettere. Facciamo pendente critico, dai. Ecco che gli devo dire a Lorenzo l'accendino. La bestia bestiale. Allora, abbiamo risvegliato questi miracoli: concezione del guerriero, rivelazione d'abilità, maestria onnipotente 1, maestria fisica 1, anima frugale 1. Solo che però ci servono i punti gloria per poterli prendere. Però ci siamo liberati un altro pezzettino di mappa, il che non è male. Allora, di qua è esplorato. Di qua c'è la zona in alto qua, ma per fare la quest penso che dovremmo fare tutto il giro da qui. Quindi noi adesso continuiamo. Innanzitutto salviamo, aspetta. Vabbè, io mo vado che finisco di lavorare, ci sentiamo dopo. Francesco, ti aspettiamo. E dirò a Gianmarco appena viene che hai detto io stacco perché adesso viene Gianmarco. Così metto un po' di zizzania. Leggimi. No, allora, Enotria, ho deciso che lo voglio portare. Io già dissi in live che lo volevo fare, eh. Attenzione. Ricordo quando feci la live sulla demo, entrati nella prima città che c'è Pulcinella che ti accoglie, ho detto ok, questo lo facciamo in live. Però ho visto la roadmap che hanno annunciato gli sviluppatori qualche giorno fa e ci sono grossi aggiornamenti, soprattutto per quanto riguarda l'ottimizzazione, eccetera, eccetera. Quindi, visto che già ho tantissimi titoli e cose da fare in sto periodo, è inutile che me lo prendo adesso e poi... No, no, vedi, c'è la roadmap, un bel po' di aggiornamenti hanno in programma, quindi io lo tengo lì. Ma io volevo giocare in Otria da quando ho saputo che uno dei nemici, dei boss principali, era basato su Totò. C'è il principe della risata dentro come nemico. Quindi sperando che ci sia ancora e che non è stata cambiata la cosa rispetto come si sapeva prima, ma io con piacere ci gioco. Poi è un prodotto italiano, cazzarola, ragazzi. Ma se qualcuno veniva da me un paio di anni fa e diceva guarda esce un Souls-like fatto in Italia, ma io gli avrei proprio riso per tutto il tempo dietro, perché sembra una di quelle cose che mo il gioco può piacere, non può piacere, non è ottimizzato bene. Dai, come primo tentativo comunque da apprezzare e da lodare un attimino, che anche... esatto, Curtis, il principe del...
Cioè, di che stiamo parlando? Ho detto, una prova gliela voglio fare, ci voglio assolutamente giocare, però è inutile che lo prendo adesso e che ho capito che ci sono bug, problemi e quant'altro. Lo lasciamo lì, lo lasciamo in forno, gli facciamo fare una cottura media. Quando è pronto, ci giochiamo. Poi mi è dispiaciuto leggere dei casini che hanno. Io parlo per quelle poche notizie che riuscivo a leggere, quel po' che avevo internet mentre ero fuori. Anzi, se mi ragguagliate un pochino, mi aiutate. Ho detto che ci sono stati dei problemi con alcuni recensori. Leggevo di alcuni streamer che avevano avuto la chiave, si sono lamentati e gli è stata tolta la chiave. Confermate? E non gli piaceva il gioco. Allora, un gioco può non piacere, ci può stare e dovrebbe essere normale per chi recensisce o chi parla di videogiochi di parlare in piena libertà intellettuale di quello che ha provato su ciò che ha messo le mani, quali sono le sue sensazioni di quello che pensa, eccetera, eccetera, eccetera. E tu già da lì non puoi discriminare un recensore per le sue considerazioni personali. Punto secondo. Se il gioco ha dei bug palesi, dei problemi, delle cose che notano tutti, non è che puoi fargli casino contro. Cioè, non. Questa è l'unica cosa che reputo eccessivamente sbagliata. Quindi mi confermate che quello che ho capito, che mi era parso di capire, è vero? Cose appresso. Allora, il tempo che controllo le chat, voi ditemi tutto. Ok, dimmi un po' perché i tuoi capelli sono così lunghi. Ah, aspetta, ma io a te comunque già ti ho sbloccato, ti devo solo prendere appena c'ho lo slot lì. Allora, signorina, grazie. Voi a cosa eravate liberi? Scusate, un attimo. Ah, all'Uvento, aspetta. C'ho proprio lui che è fatto completamente di vento, quindi quale migliore scelta? Molte cose che sentite sono vere probabilmente. A me, io, cioè, lo dico tranquillamente, ho fatto pure richiesta oggi, sono riuscito, visto che i numeri del canale sono saliti e sta andando bene, dai, per il momento. Ci sono alcuni siti dove tu puoi fare richiesta come creator per chiavi e quant'altro in base a dei requisiti di numeri, bla bla bla, zie mazzi, eccetera, eccetera. Io ho fatto richiesta di alcune chiavi per poter provare qualche titolo e portarvi qualcosina in live. Ma lo dico tranquillamente, sarà così da qui all'eternità. Io tutto quello che proverò, tutto quello che qui metterò le mie grinfie, ma io dirò sempre quello che penso a prescindere da che mi è stato regalato. Se ci contatterà qualcuno di grosso e ci offrirà chiavi per provare giochi in live, cosa è una merda, io dirò che è una merda, non mi interessa proprio. Cioè non mi interessa. Se avessero dato a me la chiave di Enotria e vedevo quei problemi, io in live lo dicevo tranquillamente, lo appendo adesso, non lo porto come serie e quando andrà meglio lo porto. Tranquillo. No, vi è andata male, ragazzi. Iniziamo a farne fuori uno.
più NP. Mula solito. Ho capito, però Spirit Cavallo Selvaggio. Allora. Qui c'ha zio bello potente. Vedo che ce l'hai pure a più uno, vai. Oi Zencone, buonasera. Long time no see. Come stai? Dai che riesco a farvi fuori. Dai. Ok. Uno. E giusto perché pure del gruppo. Che ci proteggiamo un attimino. L'importante è che non moriamo noi. Madonna, meno male che ho parato. Ma come trasferito in Svizzera? Che ti sei trasferito in Svizzera? Lavoro, passione, piacere? Scappi dalle forze dell'ordine? Cosa vuoi, bicorno? No, devi morire. No. Ginevra, qualche mese fa. Zenki, vengo da 3 mesi dove sono stato fuori casa e... Minchia. Mi ricordo che mi accennassi il fatto che dovevi trasferirti, eccetera. Però il motivo preciso non me lo ricordo, scusami. Sono un vecchio bacucco che è stato lontano dai suoi affetti per 2 mesi. Non ricordo se ho fatto colazione stamattina, pensa un po'. Come ci sto pensando, ho fatto colazione stamattina. Mi sa proprio di no. No, c'è un bel numero di età. Sì, salvataggio. Lasciatemi stare. Che nessuno mi calcoli. Che nessuno mi tocchi. Fermi tutti. Fermi. Ah, che bello. Boomer più nerd uguale Go Wesker. Cioè, altro che Alzheimer. Ok, lui si è potenziato. Ottimo. E mi prendi spruzzo pungente. Da 1 a 4 attacchi fisici deboli verso un nemico. Alta probabilità di infliggere colpi critici. Ma boh, c'ho gli altri che ce l'hanno. Poche parole, mio fratello vive a Ginevra da 5 anni ed adesso mi sono trasferito da lui per provare una nuova esperienza. Da quanto tempo sei lì? Cioè, come sta andando? Ma soprattutto dici come vivere a Ginevra. Age of Sanity. Cos'è Fabio? Fabio, fai conto che io ho molti titoli che sono stati annunciati, di cui si è parlato durante l'estate. E chi ha visto niente? Io mi devo fare un recuperone. Infatti penso la facciamo una sera come live. Devo recuperare tutto quello che è uscito. Tutto. Allora, vediamo un po' le abilità nuove che fanno. Riduce la quantità di macca che i demoni richiedono durante la negoziazione. Questo è buono. Poi c'è concezione del guerriero. I demoni appena generati otterranno un bonus alle statistiche in base a quelle dei demoni fusi. Ok. Rivelazione d'abilità. Un alleato demone può acquisire nuove abilità quando sale di livello. Questa pure è buona. Vabbè, aumenta il potenziale. Ok, questo devo prenderlo. Però 150, porca la miseria. 2 settimane. Costosa, troppo costosa. Se non ci fosse mio fratello, probabilmente mangerei ogni giorno pane duro. Com'è il pane di Ginevra? Ho preso anche uno spirito. È un cecchino alle abilità, poi dovrei rifarmelo,
Allora, vediamo un po'. 仲間を集め Prima di andare dalla signorina con i seni, andiamo qua. Perché siamo pure in orario di Giamarco, quindi a breve facciamo lo switchetto. Gli alleati della specie Ligero adesso possono usare l'abilità Magazzui Veleno Dannato. Effetto: alta probabilità di infliggere un'alterazione di stato a tutti i nemici e abbassare tutte le statistiche di un rango per 3 turni. Guarda cazzo, ottimo. Ottimo. Ok, ci sono 9008. Allora possiamo anche fusionare un po'. E già hai trovato un lavoro? Sai già dove orientarti? Hai qualche preferenza? Signorina dei segni. No, ho sbagliato. Questo è il covo. Arrivederci. Tante care cose. Allora. Mondo delle ombre. 悪魔が Ti dico, sono abituato al pane siciliano, capirai che non è il massimo. Che il pane siciliano non... Mai sentito questa cosa? Allora, 登録する registriamo tutti questi nel grimorio. E adesso si fanno un po' di meraviglie. Allora, iniziamo a farci un po' di spazio nell'inventario. Livello 20, quindi si sono aperti un bel po' di possibilità. Allora. Tu sei nuovo, non ti ho mai visto. Oh. Sì. Questo è nuovo. Lavoro in un'azienda di sigarette. Ho cominciato una settimana fa, per ora tutto bene. Cioè, che fai tu in un'azienda di sigarette? Chiudi i pacchetti, ci metti la plastica, catena di montaggio. Cioè, che significa lavorare in un'azienda di sigarette? Cioè, per me le sigarette crescevano in natura, con gli alberi, tipo. Le raccoglievano, le mettevano nei pacchetti e... Beh, dire che sei abituato ai prodotti del sud in generale, non puoi che andare a peggiorare. Ed è ghiaccio. Ok. Allora, noi possiamo fare file qua. Lui c'ha sempre il Pain Erectus? Sempre. Bravo, bravo. Bravissimo. Minchia, bellissima questa. Bellissima. Si massaggia anche la natica. C'è il ciappetto? C'è il ciappetto, c'è il ciappetto. Questi me li ricordo un po'. I nuovi che ci sono simpatici proprio. Il numero 1 per me resta lui. Cioè è fiero. Lui è fiero. E ancora dobbiamo vedere tutti i demoni. Diciamo sono gli stessi demoni che si trovano in Shin Megami Tensei, nella serie Persone, in altri titoli. Però giustamente Shin Megami Tensei, essendo la serie madre, demoni nuovi e cose nuove vengono aggiunte prima di tutto qui. Infatti lo dico subito, Persona 6, se non c'è lui, c'è del casino. Io voglio lui, da adesso in poi, in tutti i giochi Atlus collegati a Shin Megami Tensei e quant'altro. Quindi Shin Megami Tensei e tutti i suoi 56 spin-off. Sì, guardalo com'è bello. Fabio, come lo vidi la prima volta, ho detto no, io ti voglio. Ti voglio, subito. La sirena, questi ce l'abbiamo. L'arcangelo. Allora, quale vogliamo vedere di fare? Cioè, io voglio sta cosa messa in Persona 6 perché sennò succede il casino. In sintesi, per farvi capire, c'è la fusione normale, quindi tu selezioni un demone, ti mette già in automatico le varie combinazioni e vedi quello che esce. C'è anche per il grimorio, quindi tu selezioni questo, gli dici guarda,
tramite il grimorio puoi fare questi qui e ti dice con quali combinazioni ed eventualmente a che prezzo. C'è la fusione inversa e anche la fusione dal grimorio inversa. Tu butti tutto in mezzo e si aprono mille possibilità. Cioè già potremmo fare Loki. Ed io sta cosa nel nuovo Persona, io voglio credere che ci sia, perché rende il tutto veramente molto più semplice. Allora, lei la facciamo, dai. Dai. Dai, lei la facciamo. Dai. Lei è debole al ghiaccio. Che poi il pugnaletto di ghiaccio ce lo possiamo pure riprendere normalmente, non c'è problema. Allora. Sì, è un D'Artagnan corvo. In realtà, oltre ad accedere ai macchinari, non devi granché, anche se per adesso sono ancora un tirocinante. Ah, ok, ok. Quindi, vabbè, i macchinari per l'impacchettamento delle sigarette o la preparazione delle sigarette? E a prescindere di questo, come città, cioè, come la vedi tu? Viva, allegra, solare, ognuno si fa i fatti suoi, nessuno ti calcola, sono affettuosi. Cioè, com'è la situazione? Dai, questi ultimi 5 minuti ce la prendiamo con calma. Tanto siamo riusciti ad arrivare alla zona nuova. Ho distrutto anche un ascesso. Siamo al salvataggio. Minchia. Ricordo sempre che tabacco quello che sto preparando. E visto che ragazze ignude sono autorizzate ad apparire in live, io le sigarette me le chiudo in live. Allora, già lui che ha più combinazioni. Però quanto cazzo costano dal grimorio, porca la miseria. 3.000, 7.000. Allora, già così, che non spendo niente. Kodama, Sudama e Kodama non è che mi servono più di tanto. Il problema è il draghetto che col fuoco mi serve tantissimo. Trocato, trocatissimo. Allora, tu sei per gli attacchi fisici ed effettivamente potresti darmi una mano con i fight semplici, meni, e non ci sono problemi. Vai, vai, Fabio. Tanto penso che comunque a breve stacco così preparo la live per persona. Tempo che cambio il titolo e tutto. Sono 10 minutini, passano pure. Nel frattempo aspettiamo Gianmarco. Perché ha detto vedo di venire un po' prima. Anzi, vediamo se mi ha scritto a tal proposito. Ok, era partito alle 21:03. Quindi penso a minuti è qui. Dimmi che mi ha aggiunto. Sì. Ok. Ok, cose buone. Cose buone. Allora, mi faccio un bel elementale di fuoco. Questo ne fa 4.000, un 3.004. Con fuoco più 3. Mm. Mm, 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 mm. Allora,
Non so dove orientarmi. O ci facciamo prima di tutti i vecchietti. No, fermi tutti, fermi, 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 fermi. Innanzitutto devo liberare lo spazio di squadra, così raccogliamo quelli là con cui già abbiamo fatto amicizia e abbiamo altre combinazioni da fare. Allora, qui possiamo fare Arcangelo con Apsaras e Pixie superiore. Non mi sembra il caso. Legione. Sì, anche perché effettivamente non c'ho copertura con gli attacchi tenebra. Mm. Mm, 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 mm. Melodia crepuscolare, ok, l'abilità in un gruppo attivo 20 danni quando colpisce una debolezza all'oscurità per tutti gli alleati. Eh. E beh, e beh, e beh. Takeminakata invece sei un +2 a fisico e un +2 a fulmine e sei debole al fuoco. Quali mosse impari? Zionga +2. Ebbe. Possiamo già prendere le abilità potenziate. Scossa sono da 2 a 5 attacchi a nemici randomici. Ok. Risposta. Vabbè, il contrattacco. No, non mi ispiri tanto. Te ti possiamo prendere. Jack O'Lantern. Jack Agilao. Oh, c'hanno le abilità proprie finalmente. Attacco fuoco medio verso un nemico. Riduce l'attacco di un rango per 3 turni. Allora, a sto punto, se io ti posso fare con il draghetto, e quando mai? E quando mai? Vediamo così. Vediamo se mi esce qualche combinazione. Qualcuna col draghetto? No. No. Niente. Niente da fare. Niente di niente. No. Allora ce lo dobbiamo fare normale così. Allora. Se ti faccio così, gli attacchi ghiaccio non te li posso assolutamente mettere. Tempo prima che le reliquie possano essere raccolte di nuovo verrà accorciato. Mm. Dalla chat suggerite, cioè date suggerimenti. Ablate a cuor leggero. Mm, 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 mm. Io ti voglio fare, però non c'ho niente di... Vabbè, sto alla fase iniziale di gioco, qualche piccolo sacrificio al momento lo dobbiamo fare. E allora, calcolando che ho il pugnale, ti faccio così. E ti metto un pochino di vento che sei neutro e quindi male non mi fa. Cura le alterazioni. E per gli attacchi di supporto c'è pure +1. Vai, fatto. Deciso. E c'è stabilità raccoglitore. Le reliquie dovrebbero essere gli oggetti dai distributori, quindi si accorcia il tempo in cui... No, allora devo fare che così prendiamo sempre più soldi, aspetta. Ci sta. この悪魔 Affare fatto.
Sì, ma c'ha delle ottime abilità. Devo sacrificare qualcosa, ma sinceramente ne vale molto la pena. A questo punto posso utilizzare anche il corvetto come base perché ghiaccio sono coperto, fuoco siamo coperti, vento siamo coperti. Dovrei fare oscurità più che altro. Sempre se non ci sbaglia la fusione a questo punto. Ancora non ho visto che non mi sembra. Pure quando lo provai a luglio non ci fu nessuna fusione sbagliata. Quindi non ho visto ancora l'animazione. Credo che ci sia anche qui. Eccolo qua. E io ti ringrazio. Allora, ma hai aperto qualche altra possibilità? Più 2 a fisico. E più 2 con attacchi velenosi. Che ti devo solo prendere. A sto punto faccio te. Solo che tu c'hai media. No, a te non. Fai pure -1. No, no, no. Aspetta, non lo posso prendere lui. C'ha la cura che cura tutti. No, no, no. Fermi tutti. Fermi tutti, mani in alto. No. Mm. Però è apparsa un'altra fusione speciale. Aspetta. Ok. Elis. Non mi dici giustamente chi è perché non lo sa. Non dovremmo sapere che è Elis, ma è Elis. Questi qua non li ho ancora sbloccati. Ok. Ok. Allora, a sto punto. Allora, se io faccio così. No, e non mi conviene, non mi conviene. Mm, mm, mm. Unicorno non registrato. Unicornio attacchi luce, però attenzione, aspetta, questo forse vale veramente la pena di farlo, 3996 2000 Pixie e bicorno. E bicorno è per gli attacchi oscuri, anche se non impara nuove abilità. Quindi è altamente sacrificabile. Allora, facciamo così. Facciamo così, gli mettiamo aumento della difesa e fisico non c'ha i moltiplicatori. Come forza c'hai 10, quindi non è che conviene più di tanto. Aumentiamo la precisione e via. E chi si è visto si è visto. Un gruppo attivo gli alleati con un potenziale luce minore di chi la usa la vedranno aumentato al suo rango. Ok. この悪 Vai, sei assunto. Oh, penso che sia un'altra fusione normale, ok.
今後ともよろしく。 Della specie santo. Si è sbloccato qualcosa di nuovo? Il coglione dobbiamo solo prenderlo. Aquans. Allora, aspetta, vediamo prima normale, aspetta. È vero che già dovevo switchare a Persona 3, però visto che il primo avvio ufficiale di Persona 3 Reload voglio farlo quando c'è Gianmarco. Quindi nel frattempo sperimentiamo un pochino. Niente, tu sempre così alla fine. Allora, brutto, 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 brutto. No. Ha fatto 2 spazi almeno? No, sempre uno, giustamente. Poi adesso prendo l'unicorno. Ne. Allora, vediamo un attimo una cosa, aspetta. Se io volessi riprendere dal Grimorio... Minchia, 6007. No, allora. Non conviene, non conviene. Conviene assolutamente. Ok, Gianmarco ha parcheggiato. Ok, lo zio, busso e ti apro. Stavo aspettando te facendo un paio di fusioni. Non ti preoccupare, vai tranquillo. Almeno così. Ok, allora ragazzi, il tempo che Gianmarco sale, io inizio a staccare e a preparare la live così subito switchiamo a Persona 3 Reload. Quindi datemi 5-10 minuti al massimo. Anche perché così ci facciamo la prima ora di Persona bella, piena, a soddisfazione. Fabio, ci risentiamo a breve. Un saluto anche a tutti gli altri. Ragazzi, tra un 5, massimo 10 minuti siamo di nuovo qui. Temo che premo 58.000 pulsanti.